E veniamo a parlare appunto di Chesterton. Il nostro centro culturale si chiama Centro Culturale Chesterton e abbiamo sentito il bisogno di capire bene questo personaggio, questo scrittore, questo grande cattolico, appunto a cui è intitolato il nostro centro culturale. Non è molto conosciuto magari, ma pensiamo che meriti davvero un approfondimento. E per questo ci è sembrato ottimo il nostro relatore Fabio Trevisan, che è uno scrittore, un giornalista, il fondatore del gruppo chestertoniano veronese, il vicepresidente di Fede e Cultura, e infatti trovate alcuni libri lì in fondo, oltre a occupare metà della nostra libreria, sono veramente ottimi e trattano anche ovviamente di Chesterton. E quindi direi che è uno dei massimi esperti in Italia su Chesterton. Quindi lascio la parola a lui, perché direi che non ho altro da dire. Vi ringrazio. E all'inizio voleva recitare Don Giovanni una preghiera per la causa di beatificazione di Chesterton. Ecco, se volete io portarla qui da seguire, se ve le girate, girate pure voi, dietro c'è la preghiera per la beatificazione di Chesterton. Adesso un attimo. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, Dio nostro Padre, tu riempisti la vita del tuo servo Gilbert di Chesterton di un senso di meraviglia e gioia, ed desti a lui una fede che fu il fondamento del suo incessante lavoro, una carità verso tutti gli uomini, in particolare verso i suoi avversari, e una speranza che scaturiva dalla sua gratitudine di un'intera vita per il dono della vita umana. Possano la sua innocenza e le sue risate, la sua costanza nel combattere per la fede cristiana in un mondo che perde la fede, la sua devozione di una vita per la Beata Vergine Maria e il suo amore per tutti gli uomini, specialmente per i poveri, portare allegria ai disperati, convinzioni e calore ai tiepidi e la conoscenza di Dio a chi non ha fede. Ti chiediamo di concedere le grazie che ti imploriamo attraverso la sua intercessione, perché la sua santità possa essere riconosciuta da tutti e la Chiesa possa proclamarlo beato. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Amen. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Buonasera, ho l'ingrato compito di fare 2 minuti di spot, lontano, così bene, ho l'ingrato compito di fare uno spot pubblicitario a favore del Centro Culturale Chesterton, per cui vi prego di avere pazienza e, come dicono in televisione, restate con noi. Mi ripeterò per quelli che sono stati già all'ultima nostra fatica collegiata, quando ha commentato opere variate la nostra socia d'Oraria ed esperta d'arte Loretta Secchi, intervallata dai cori
mercatini, tutti i mercatini. Mi ripeto, d'altra parte gli spot vanno ripetuti, non per niente, da mesi abbiamo, che so, Panarello, abbiamo Bruce Willis o Banderas in una delle sue migliori interpretazioni della sua vita, Banderas. Comunque, tornando a Chesterton, è, sapete, un centro, un'associazione apartitica, è nata nel 7 ottobre del 2014, per cui in coincidenza con la festa della Madonna del Rosario e della Madonna della Vittoria, del ricordo della vittoria che la flotta cristiana ha avuto il sopravvento sulla flotta ottomana a largo della Lepanto nel 1571. Dicevo che in questi 2 anni, nel solco di una visione cattolica, il nostro centro ha organizzato incontri, conferenze, ha proiettato filmati, ha ospitato personaggi e relatori, non tutti famosissimi a livello pubblico, ma senz'altro di una alta levatura, diciamo così, morale e professionale, e sempre nel rispetto, diciamo così, dei principi cristiani e dei nostri obiettivi statutari. Siamo intervenuti in conferenze in temi i più variegati, da quello religioso, quello etico, dallo storico al sociale e all'arte. E volevo ricordare, tra gli eventi più importanti, soprattutto per un flusso di pubblico, non perché questi fossero più importanti rispetto agli altri, ma perché evidentemente avevano una risonanza mediatica a livello nazionale. Ricordiamo il nostro primo avvenimento che ha dato via poi all'attività successiva, quello di Dinolfi, che conosciamo come socio fondatore del quotidiano La Croce, che parlò a difesa della famiglia, quella naturale, quella cristiana, cioè la vera famiglia, quella fatta da un uomo e da una donna, partendo dal suo libro Cuore della Mamma. L'altro evento, diciamo così, che ha avuto una presenza di pubblico veramente eccezionale è stata quella del 2015 dell'americana Janna Jessen, la quale sta portato a fare in modo la sua esperienza di sopravvissuta all'aborto. Poi abbiamo avuto, devo ricordare, il dottor Puccetti, abbiamo avuto la testimonianza di fede, la Dolorata di Campi, il professor Miglioni, il professor Turco sul risorgimento, Alessandro Gnocchi su Guareschi, Don Samuele Cicotti e il professor Trevisan, che abbiamo voluto ancora la seconda volta qui da noi, Andrea Zambrano per ricordare il giovane santo ragazzino Orlando Rivi, ucciso dai partigiani solo perché vestiva la toga da seminarista, i Re Vaticanisti Caricato Buzzetti e quest'anno intervistata da Caricato la Costanza Meriano, grande giornalista e scrittrice, con il Lugo Borghello, il nostro Normanno Balaguti, che non vedo, il nostro Balaguti, che ci ha tenuto una conferenza sulla moneta debito, ancora questo Viglione, Saverio Gaeta sul veggente con Macchioli, Suor Maria Riva, per la sua testimonianza di fede e di grande esperta d'arte, poi le 2 edizioni di Arte in Canto. Per quanto riguarda, perché noi siamo stati anche sponsor, ricordo tra le tante 2 sponsorizzazioni, quella dell'arcivescovo di Comacchio, anche prima di Ferrara di Comacchio, di metto prima di Comacchio perché sono come chiese, di Ferrara, Comacchio e abate di Pomposa, alla Monsignor Negri, che era stato consigliato del nostro municipio, e l'altra è il doveroso omaggio al nostro concittadino, quella del professor Barbieri di nome Andrea Cesare Barbieri, Cesare Barbieri, uno dei padri del modulo Rosetta, che sappiamo è quello che ha approdato e ha atterrato nella cometa esattamente lo stesso giorno, inseguita da 10 anni, che è approdato
atterrata dalla cometa, 10 anni dopo averla inseguita, un grande avvenimento. Dunque penso di poter affermare che, malgrado le nostre capacità minime economiche e anche di personale attivo, i risultati sono stati più che soddisfacenti. Comunque, come qualsiasi associazione, per poter sopravvivere, anzi per poter crescere, è necessario che si allarghi la sfera associativa, e questo è il mio spot pubblicitario. Per cui, come primo passo, direi un invito affinché questa piccola realtà viva da piccola, possa crescere, possa far sentire maggiormente la sua voce, di iscrivervi al nostro centro. La quota associativa è minima, per cui richiede uno sforzo economico veramente esiguo, e anche l'impegno non è previsto nessun impegno, diciamo così, fattivo, questo impegno è lasciato proprio alla libera discrezionalità. Quindi, ancora questo invito, chi volesse avere maggiori dettagli si può rivolgere a noi o al nostro sito www.chesterton600.it. Grazie, e adesso la parola al professor Teresa. Io farei anche una voce abbastanza tenorile, penso che mi sentiate fino in fondo, non c'è bisogno, io mi muovo, quindi allora lasciamo stare per me il microfono. È saltato tutto. Ha staccato la luce, si è staccata la fine. No. Intanto iniziamo comunque con questa immagine. Beh, innanzitutto io ringrazio Don Giovanni per la preghiera iniziale e anche tutto il centro culturale qui Chesterton, mi fa molto onore. Io mi occupo di questo autore da circa una trentina d'anni. Abbiamo costituito inizialmente questi gruppi chestertoniani veronesi dove stiamo crescendo, siamo già una quarantina che si occupano di questo grande scrittore. Finché ripristinano le immagini, intanto vado un po' a braccio. Allora, siamo di fronte ad un gigante cattolico, lui nasce nel 1874 e muore nel 1936 e ufficialmente entra nella Chiesa Cattolica Romana, come lui amava definirla, nel 1922. Uno potrebbe dire che è stata una scelta molto... c'è voluto un percorso di maturazione un po' lunga, e se voi pensate dal 1874 al 22, in realtà se si legge l'autobiografia che è uscita postuma appena dopo la morte nel 1936, c'è una frase emblematica, indicativa della statura di questo grande scrittore, giornalista, poeta, ha scritto anche opere teatrali, una produzione immensa, che dice: io c'ero così, ero così, cioè in sostanza cattolico anche quando ero piccolo, ci dice. In mezzo non c'è stato progressione, ma quello che io ho acquisito negli anni in realtà già sentivo che questi elementi c'erano fin da quando ero piccolino. Poi di fatto ufficialmente lui ha preso i sacramenti nel 1922, quindi un'età un po' più avanti. Allora siamo davanti a questo grande gigante che ha scritto, voi pensate, più di 100 libri. Io ne ho portati qualcuno qui a casa, ho 2 valigie piene di libri di Chesterton, considerando anche il fatto che tradotti in italiano sono circa la metà, quindi abbiamo ancora un lavoro enorme di traduzione. Poi, oltre a questi scritti che lui ci ha dato, ci sono tutti gli articoli di giornale, che lui ha continuato a scrivere, una produzione incredibile. Inizialmente per campare, per sbarcare il lunario, lui ha fatto anche il bibliotecario, leggeva. Si dice che lui abbia letto circa 10.000 libri, quindi pensate anche alle riduzioni e alla complessità di questo personaggio. Eccolo qua, allora, il titolo che abbiamo scelto, Chesterton e le avventure di un uomo vivo. Perché abbiamo messo le avventure di un uomo vivo?
perché probabilmente Le avventure di un uomo vivo è il romanzo che lui scrisse nel 1912 più famoso, più conosciuto, lo si può trovare anche nella traduzione più corretta, Uomo vivo, Man Alive, semplicemente. L'uomo vivo è questo qui, io ho messo anche qui, l'ho fatto sedere in modo che si senta la sua vicinanza, lo porto sempre con me, scusate, non è feticismo, non c'entra niente, solo così, per farlo sentire proprio nello spirito giusto anche in questa sala. È lo stesso Chesterton da giovane, voi vedete circa l'età di 17-18 anni, l'uomo che ride, con gli occhialini, vedete che bello, è l'uomo molto serio, quel ragazzo là che entra in crisi attorno, quindi 1874-1892, ha una grande crisi depressiva. Si dice addirittura che arrivò quasi alle soglie del suicidio, non capiva più il senso della vita, ha avuto veramente un periodo. Ecco, questa cosa la supera, diciamo, quei primi scritti. Il primo saggio che lui scrive è Defendant, che noi lo troviamo nella traduzione italiana, Il bello del brutto, 1901, dove racconta un po' anche questi fatti drammatici che lui ha vissuto, per recuperare il senso della vita, che lui comunque leggeva la Bibbia e in particolar modo aveva letto il libro della Genesi, quindi la creazione del mondo da parte di Dio, e si era soffermato su una frase: Dio vide tutto il suo creato che era cosa bella, no? Ma allora lui dice in questo saggio, quindi Il bello del brutto, ma se Dio ha visto che era cosa bella ed è cosa bella, ma perché io non la vedo? Era in crisi chiaramente, non riusciva a vedere il bello che c'è anche nel brutto, quello che noi consideriamo essere brutto, no? Se tutto è bello, ma perché io vedo tutto brutto? Perché io vedo tutto nero? Probabilmente, da una sua prima teoria, dice, è perché i miei occhi sono sbagliati, cioè non guardano con gli occhi di Dio in sostanza. Ed è qui già, voi capite la profondità, perché in Chesterton siamo di fronte ad un personaggio che aveva una duplice natura. Nasce come artista, che si diploma alla scuola d'arte, alla Slade School of Art di Londra, e poi è soprattutto filosofo e anche teologo. Inizia a meditare teologicamente, come ho fatto appena adesso l'esempio della Genesi, ma soprattutto filosoficamente. Andiamo avanti con la prossima immagine, ho fatto una ventina di slide anche per rendere più. Eccolo qui, voi vedete il nostro Chesterton, scusate la fotografia, qui aveva 13 anni, lo vedete già col libro, e vedete la sua prima natura artistica. Questo è il primo libro illustrato che lui scrisse, prima del saggio Defender del 1900, Grey Birds at Play, che vuol dire barba grigia si diverte, ed è un libro, lo vedete, scritto e illustrato da Chesterton. Io ho scelto questa immagine stupenda, secondo me, perché vedete anche quindi la qualità del disegno. Ecco, lui era molto attratto dal disegno ma anche dal colore, vedremo poi anche l'importanza del colore per capire il pensiero di Chesterton, quindi artista e filosofo. Vedete che c'è questa lumaca che sembra quasi una lumaca rapprocciata, vedete che è una lumaca addobbata con l'aurea di santità, se vogliamo, ma addobbata proprio con tutti gli stilemi medievali. Lui era un grande medievalista, cioè davvero era uno che continuamente faceva riferimento all'antica di Stanley, lo vedremo anche in altri suoi romanzi. Vedete che qui c'è tutto Chesterton, quindi siamo nel 1900, 26 anni, aveva ancora da sposarsi, perché poi si sposerà nel 1902. Questo libro l'ha dedicato ad uno dei suoi più grandi amici di infanzia, che era Edmund Clearview Bentley. Questo è importante perché sarà colui che, lo vedremo nel romanzo successivo, L'uomo che fu giovedì, dedicherà l'introduzione che è significativa. Allora, Clearview, pensate che questo cognome Clearview è diventato proprio un componimento poetico in rime, in versi baciate, proprio ha preso il nome da questo suo amico Clearview. Infatti le Clearview sono ad esempio queste, che adesso ve ne leggo una, che lui usa nel cercare di descrivere attraverso la rima baciata la lumaca. La fiamma della lumaca
è risaputa. Il peccato originale, poi la caduta. Il sonno, la visione, la vocazione, la ricerca, la gloria, l'elezione. Ecco, questo è un esempio di Clirio, per dire. E questo piccolo librettino esprime un po' tutta questa amicizia con questo Bentley, che è davvero importante, perché sentite qui, la dedica iniziale è dedicata a Bentley, alla fine dice, sempre in rima baciata: a guardarci siamo vecchi, seri e canuti, cigolano le ginocchia anche da seduti. Aveva 26 anni, che era una comunque. Adesso è giunto davvero il momento di fare un libro illustrato per divertimento. Mi concedo un ultimo ballo e non è un dramma. Se all'alba la morte reclamerà la mia salma, sentirà le stelle sussurrare al mattino, stanotte al mondo è venuto un bambino. E quindi vedete, ci sono già tutti gli echi cristiani, anche se poi lui ufficialmente entrerà nella Chiesa Cattolica nel 1920. Andiamo avanti. Eccolo qui, vi anticipavo prima, L'uomo che fu giovedì. Ecco, questo è un romanzo particolarissimo, dove veramente chi lo affronta e cerca di capirne, comprenderne il senso, è difficile se si tralascia il sottotitolo. Io qui ho portato un libro di una delle tante edizioni in italiano, voi vedete che non c'è il sottotitolo. Questo è un gravissimo errore, secondo me. Purtroppo nelle traduzioni italiane, anche nei titoli, mi dispiace dirlo, mi duole dirlo, spesso non ci azzeccano. Perché il sottotitolo è importante? Perché lui diceva, lo diceva lui, a Nightmare, che vuol dire la storia di un incubo. Quello che vi sto raccontando è l'incubo che io ho vissuto. Quindi se uno si ferma alla prima parte, l'uomo che fu giovedì, che è un po' la trama del romanzo, no? Che sono i giorni della settimana, 6 poliziotti che cercano di trovare la fonte anarchica che distruggerà il mondo e quindi inseguono domenica e si danno i giorni della settimana, l'ultima eccetera. Senza questo nightmare, l'incubo non si capisce, ed è l'incubo che lui ha vissuto, l'incubo in cui era caduto in questa disperazione. Lo dirà ancora Bentley. Io anche qui, scusate se vi do qualche letturina ogni tanto, ecco, ma devo darla, altrimenti non si capisce bene. Allora vi leggo cosa dice alla fine della dedica allo stesso Bentley a cui aveva dedicato Gradles a Play, quello del libro illustrato. Eccolo. Ora fra noi è Chesterton che parla a Bentley, amici d'infanzia. Ora fra noi, per grazia di Dio, questa verità possiamo dirla. C'è una forza nella radice che affonda, c'è del buono nell'invecchiare. Abbiamo trovato finalmente le cose comuni, le nozze ed un credo. Ed ora io posso scriverne tranquillamente e tranquillamente puoi leggere tu. Voi capite quindi che dietro anche questi romanzi che sono da una parte complessi, ma da una parte anche divertenti, perché sono tante situazioni paradossali. Ecco, Chesterton è stato anche dipinto giustamente come il grande maestro del paradosso, perché lui ha delle asserzioni che sembrano andare contro il buon senso comune. In realtà cerca di risvegliare il senso comune, vedremo. E voi capite che quindi questa storia dell'incubo ha segnato la sua vita ed è presente fin dall'inizio della sua produzione. Andiamo avanti. Il segreto della confessione. Ecco, vedete qui c'è, Flambeau, scusate, Padre Brown, che qui è interpretato da Renato Rasche. Chi è un po' più anziano fra voi si ricorderà all'inizio degli anni 70-71 una serie televisiva che vedeva appunto Renato Rasche nei panni di Padre Brown e Arnoldo Foix nei panni di Flambeau, che prima ho sbagliato, ho detto per Arnoldo Foix, che invece era nei panni dei Lampo. E là c'è il nostro grande Chesterton. Perché il segreto della confessione? Perché lì, e lo dice nell'autobiografia, che lui è in questo libro poco spicuo, lo dice chiaramente che cosa è stato l'incontrare la fede cattolica e l'incontrare che lui incontrò di fatto Padre Brown.
nelle vesti di un sacerdote cattolico irlandese che era in Inghilterra, padre John O'Connor. Lo dice nell'autobiografia, lo descrive, anzi lui dice onestamente nei romanzi che io scrivo su padre Brown, l'ho dipinto un po' in maniera un po' più goffa di quello che in realtà padre John O'Connor non era, però ho voluto un po' marcare un pochino, perché il padre Brown rappresenta proprio l'emblema del paradosso nel senso che ha una mente acuta, in grado di svelare un po' tutti i crini gialli, ecco, si presenta un aspetto che invece deviava, un aspetto quindi trasandato, un po' goffo. Lui lo descrive così, diceva questo piccolo sacerdotino cattolico che aveva questo ombrello lacero che gli cadeva da tutte le parti, lui ha cercato di dargli un'immagine Renato Race, abbastanza efficace, miope, aveva gli occhi che sembravano gli gnocchi del Norfolk. Adesso ho chiesto a qualcuno lì che ne sa un po' di più di gastronomia, ha detto i gnocchi del Norfolk sono proprio una cosa languida, una cosa insignificante, sono occhi inespressivi in sostanza, quindi ha voluto mettere contraltare, no, questa grande capacità penetrazione anche teologica, psicologica di padre Brown, ad un aspetto che lo contraddiva, e qui è l'emblema del paradosso. Ma sentite cosa dice, e rivela un po' la sua prima esperienza con questo sacerdote. Ve lo leggo perché è stupefacente e anche un po' commovente. Quando lo incontrò, e fa la stessa esperienza poi di Flambeau, il ladro che si converte alla sequela di Gesù, ma alla sequela tramite padre Brown. Che la Chiesa cattolica sapesse più di me intorno al bene era facile a credersi. Che sapesse più di me intorno al male mi sembrava incredibile. Quando la gente mi chiede perché vi siete uniti alla Chiesa di Roma, voi dovete pensare all'Inghilterra, quindi l'anglicanesimo, e già ai suoi tempi non era facile essere cattolico. Poi lui, tra l'altro, era un personaggio, era uno che si confrontava a tutti i livelli letterari, scientifici, era una grande figura. Perché vi siete uniti alla Chiesa di Roma? La prima risposta essenziale è per liberarmi dai miei peccati, poiché non v'è nessun altro sistema religioso che dichiari veramente di liberare la gente dai peccati. Ciò trova la sua conferma nella logica, spaventosa per molti, con la quale la Chiesa trae la conclusione che il peccato confessato e pianto adeguatamente viene di fatto abolito e che il peccatore comincia veramente di nuovo come se non avesse mai peccato. Egli sa che in quell'angolo oscuro e in quel breve rito Dio lo ha veramente rifatto a sua immagine. Egli è ora un nuovo esperimento del Creatore. Della bellezza, anche come ha capito il sacramento della confessione. Ecco qui, padre Brown Flambeau. Prima vi dicevo appunto Armando Foà, ecco, questo è padre Brown. Perché è importante qui soffermarci un attimino? Ci sono nei 50 racconti che si trovano poi raccolti, fatto anche un'edizione, diciamo, diverse edizioni, ecco, anche a San Paolo ho fatto un'edizione, sono tutti un unico volume di 50 racconti, però significativi di questi racconti sono i primi, perché c'è il primo che è la Croce Azzurra, dove c'è l'incontro proprio tra padre Brown e Flambeau. Flambeau è un ladro che non crede, è proprio un criminale francese ricercato poi tratto dalla polizia europea, se vogliamo, un ladro veramente di vasta scala che ha fatto furti enormi. Che cosa fa padre Brown? Padre Brown nasconde dietro un apparente involucro così una croce azzurra tempestata di diamanti, che sarà quello che dà il titolo del primo racconto, però facendosi vedere, perché è molto intelligente, univa, vi ricordate, questo aspetto goffo trasandato con una altezza. Ha detto: se io fingo di essere sciocco e faccio vedere in modo palese che ho questa croce tempestata di diamanti, attiro il ladro Flambeau, e infatti sarà così, lui lo attira a sé. Adesso non vi svelo tutta la trama bellissima di questo primo racconto. Sta di fatto che di fronte al primo passo falso di Flambeau,
lui aveva fatto una specie di patto di quando farò il primo errore dirà allora poi comincerò a pensare a quello che lei mi ha detto padre, quindi al fatto della conversione. Infatti le dice vedi hai sbagliato anche tu, e Flambeau deve ammetterlo. Non solo, potrebbe in quel momento lì padre Brown consegnare questo ladro appunto inseguito da tutta la polizia europea nelle mani della giustizia, ma lui non lo fa perché vuole la salvezza della sua anima, lo dirà. Io ho cercato di rubargli, dirà Flambeau, questa croce tempestata di diamanti, questa cosa preziosa. Padre Brown gli dirà, anch'io ho cercato di rubarti una cosa preziosa, la tua anima. Voi capite che quindi, in un altro racconto successivo, Gli strani passi, lo prende in flagrante mentre sta rubando della posateria di argento, ecco. Lo prende e gli fa alt, perché Padre Brown unisce questi due aspetti, diciamo, se vogliamo usare anche il termine, la misericordia, ma nello stesso tempo anche la giustizia. Alt, fermati, fa così, lo ferma in flagrante, cioè lui si è accorto che si era travestito da cameriere e che stava fingendo di essere un cameriere, rubando, sportando tutta questo vasellame, queste posaterie eccetera d'argento. Lo ferma in flagrante e subito la reazione di Flambeau è quella di toglierselo intorno, invece riesce a fermarlo, farlo ragionare, e lì si capisce che raccoglie la prima confessione di Flambeau. Poi in realtà Flambeau diventerà il suo seguace, si convertirà, e alla sequela di Padre Brown inizierà un cammino proprio con lui, ecco, questo è importante, ecco, per chi si vuole accostare, perché spesso mi chiedono da dove iniziamo a leggere Padre Chesterton. Io dico sempre meglio iniziare dalle cose un pochino più facili, se vogliamo, e sono i racconti di Padre Brown, sicuramente, ecco, quelli erano racconti anche scritti, lo diceva anche a sua moglie. Cosa dici Francis, si chiamava così la moglie, come siamo messi con la finanza, con la cassa, perché era un po' messi male, allora vado a scrivere un racconto di Padre Brown, che quello faceva un po' più cassa. Ecco, vedete qui, io ho scelto questa immagine circo tre dita, e vedete che poi ci ho messo le tre dita benedicenti di Gesù, sempre tre dita, quelle magiche tre dita, perché qui è una cosa toccante, si capisce molto bene la profondità di questo grande personaggio. Lui diceva, mio padre vendeva le case per vivere, il suo papà era un agente immobiliare dell'epoca, però riempiva di vita la nostra casa. Sai che bella frase? Vendeva ma riempiva di vita la nostra casa. E cosa faceva per riempire di vita? Faceva un teatrino, come questo qua, adesso il circo tre dita, dove ancora adesso abbiamo delle immagini dove vedi Chesterton intento a ritagliare le figure, a muoverle con le dita. C'è qualche fotografia molto bella. Vi leggo qualcosina di questo, che capite il nesso tra le tre dita che muovono il teatrino e le tre dita di Gesù che dice. Fui contento, non scontento, quando scoprì che le figure magiche, quelle lì del teatrino, potevano essere mosse da tre dita umane. Ed avevo ragione, poiché quelle tre dita umane sono più magiche di ogni dito magico. Le tre dita che tengono la penna e la spada e l'arco del violino. Proprio le tre dita che il sacerdote alza benedicendo come l'emblema della Trinità. Sono piccole frasi che prendo qua e là dalla vastissima produzione di Chesterton, che aiutano a farci entrare proprio in quello che è la dimensione di questo grande scrittore inglese. Siamo a quello che dicevamo all'inizio, forse il romanzo, lo scritto più famoso insieme al saggio ortodossia. L'uomo vivo con due gambe, in realtà è l'uomo vivo, oppure le avventure di un uomo vivo, ecco, questa è la traduzione corretta, l'uomo vivo. E ho messo due oggetti che hanno a che fare e con il paradosso, abbiamo visto Padre Brown emblema del paradosso, ma anche con lo stesso romanzo, perché di chi si tratta? Eccolo qua, l'uomo vivo. Quindi in questa copertina viene quasi visto come una specie di Mary Poppins, no? Che arriva, non so chi ha presente con il di Mary Poppins, l'immagine che arrivava con... Perché questo? Perché arriva col vento.
Il romanzo inizia con un vento, quasi come un vento di Pentecoste, quindi uno spirito che muove un'Inghilterra, che muove questa pensione, questi personaggi della pensione Casabeco, che sono fermi, sono completamente fermi, statici. E verrà Innocenzo Smith, voi capite già che dal nome e cognome dice già un po' tutto, quindi sarà un'allegoria di che cosa? Dell'innocenza, l'innocenza poi del bambino, e della cosa comune, perché Smith è un po' come Rossi da noi, è un cognome tipico, se vogliamo, inglese, cognome molto usato. Ecco, qui Innocenzo Smith arriva in questa pensione e comincia, c'è questo vento che accompagna e comincia a muovere. Cosa muove? Muove i cappelli, interessante questo, muove i cappelli della gente ferma. E che cosa fa Innocenzo Smith? Corre dietro il cappello, questa è un'immagine stupenda, prende il cappello e glielo mette in testa, dicendo: ogni uomo è un re e ogni cappello è una corona. Questa è la dignità trascendente della persona. Se noi pensiamo alla dottrina sociale della Chiesa, le verità affermate dalla Chiesa cattolica, è questa, la dignità trascendente della... Tu sei l'unico e irriduttibile, ogni uomo è un re, ogni cappello è una corona. Oggi tra l'altro è anche la giornata festa di Cristo Re, quindi siamo veramente immagine e somiglianza di Dio. Cosa c'entra la pistola? Perché a un certo punto, però non voglio rivelarvi, che poi vi tolgo un po' tutto il gusto della lettura, che è bellissimo poi di questo romanzo, entra questo personaggio con una pistola. E qui è paradossale, perché in genere noi pensiamo alla pistola come uno strumento che dà la morte. Invece paradossalmente viene usata per dare la vita. Vedete il paradosso, no? Perché dà la vita? Perché con questa pistola lui cerca di far vedere l'incoerenza del pensiero pessimistico, del pensiero nichilistico, possiamo usare anche la terminologia adesso odierna, e la punta, se vogliamo metaforicamente, alla tempia dell'uomo moderno, della civiltà moderna che ha perduto Dio, che ha perduto il senso comune. Quindi diventa uno strumento paradossale di risveglio, di vita. E però andando in giro per il mondo, perché si capirà poi che diventerà questo uomo vivo il missionario, come viene chiesto anche al cattolico, cioè, l'apostolato del cattolico, cioè, è muoversi, cioè seminare il verbo di Gesù in tutta la realtà. Voi capite quindi che c'è anche il rastrello, che è importante. Il rastrello serve proprio per assettare il terreno, per raccogliere le foglie, e questa immagine lo collega anche alla sua casa d'origine, perché lui è sposato a questo Innocenzo Smith e sembra che abbandoni la moglie e i figli, sembra, perché è tutto giocato sul paradosso. In realtà no. E cosa si porta come memoria? Si porta come memoria a spalle il rastrello. Uno dice: oh pazzo, cioè pistola, rastrello, vi immaginate? Si porta in mezzo per il mondo. Allora io qui vi leggo una pagina dell'uomo vivo dove lui arriva girando in giro per il mondo sulla Sierra, quindi siamo in Sud America, in una vecchia taverna, arriva proprio con questo rastrello e incontra un oste, Luigi Hara si chiama, e sentite qua, qui è veramente una cosa stupenda e si capisce, anzi vado avanti che così vedete la seconda, eccola, quella santa nostalgia che ci tormenta, ed è un po' il senso di quello che adesso vado a leggere. Luigi Hara racconta che allora vede questo Innocenzo Smith, arriva, si siede sulla sua pancaccia della taverna e inizia a fissare lo sguardo. E dove lo fissa? Eccolo qua. Si mise a guardare con fissità da mentecato una rozza lanterna di piombo con vetri a colori appesa lì sulla porta. È una lanterna vecchia, ma senza valore alcuno. Mia nonna me la regalò, or sono molti anni, e siccome mia nonna era persona devota, il vetro della lanterna reca dipinta la scena di Betlemme con i magi e la stella. Il forestiero pareva magnetizzato dalle trasparenze dell'abito azzurro della Madonna e dalla grossa stella d'oro, tanto che anch'io mi misi a guardare
cosa che non avevo fatto perlomeno da 14 anni. Stella d'Oriente, egli disse con una strana voce che faceva pensare a quella delle vecchie aquile sulle nostre cime, sulle sierre. I magi, dotti e assennati, seguirono la stella e trovarono la casa. Ma se seguissi la stella, troverei io la casa? Chiedeva. Ciò forse dipende, risposi con un sorriso, dal senno di cui disponete. E mi trattenni da raggiungere altro. Giudicate voi, mi rispose. Sono uno che ha abbandonato la propria casa perché non poteva più sopportare d'esserne lontano. Certo, gli dissi, cotesto suona come un paradosso. Sentivo discorrere mia moglie e i bambini, li vedevo girare per la stanza. Li amavo d'un amore divorante. Mai creature umane parvero tanto care e desiderabili. Li amavo insostenibilmente. E perciò non potei più rimanere spettatore della loro esistenza e feci di più, spinsi il mondo sotto i miei piedi. Ma il mio pellegrinaggio, ecco qui la chiave, non è ancora compiuto, mi rispose con tristezza. Mi son fatto pellegrino per guarirmi dall'essere un esiliato. Qualche cosa, vi risponde l'oste, in quella parola pellegrino, risvegliò le radici della mia rovinosa esperienza, memoria di ciò che i miei padri avevano pensato. E di nuovo guardai quella piccola lanterna. Mia nonna, dissi, mia nonna avrebbe detto che siamo tutti in esilio e che nessuna casa terrena potrà mai guarirci della santa nostalgia che ci tormenta. Restò zitto un bel pezzo e con lo sguardo seguì un'aquila e poi disse: credo che vostra nonna avesse ragione, e s'alzò appoggiandosi al rastrello. Credo debba essere questo il segreto, il mistero della nostra vita. Credo che si possa dire anche di più, e che molto a ragione veduta Dio ci abbia dato l'amore di certi determinati luoghi, d'un focolare e d'una terra natia. Ho voluto, scusate la lunga citazione, ma credo che sia veramente straordinaria per capire. Quindi siamo tutti pellegrini e voi vedete che lo potete ricondurre alla Lumachina, no? Quando diceva proprio la caduta, quindi la caduta dal paradiso terrestre e quindi il peccato. Quindi siamo pellegrini in esilio che cercano di ritornare al posto dove Dio ci aveva messo. Andiamo avanti. Eccolo qui, paradosso chestertoniano. Adesso io qua, anche per ravvivare un pochino la vostra attenzione, mi auguro, poi ditemi, mi fermo se sono troppo pesante. Vedete degli esempi, questo risaggio credo sia del 1908, che dedico alla madre. Tutte le strade portano a Roma. Adesso chi è già chestertoniano lo sa già la parte conclusiva del paradosso. Chi non lo sa, sapete cosa vedete? Ci sono i 3 puntini. Allora, tutte le strade portano a Roma, questa è l'evidenza, il paradosso parte dall'evidenza e c'ha un'affinità con la parabola evangelica. Quando Gesù parla sempre con degli esempi concreti, vissuti, in modo che la gente possa partire da ciò che conosce. Lo stesso fa Chesterton. Tutte le strade portano a Roma. A Roma, Caput Mundi, tutte le strade portano a Roma. Per questo molta gente non c'è mai andata. Voi vedete? E qui è automatico il sorriso, perché? Perché contrasta, ecco che quindi diventa il paradosso, contrasta con la prima parte della frase. Poi c'è un significato profondo, perché il paradosso non è solo per far sorridere, è assolutamente far pensare soprattutto. Allora uno dovrebbe chiedersi perché la gente non ci va, se tutto porta lì. E secondo lui se tutto porta alla Chiesa Cattolica Romana, perché non ci va? Perché non ci vuole andare. Ma non c'è ragione, questo è tutto. Si arriva sempre tardi, lo dico spesso anche in famiglia, questo è una famiglia numerosa, in genere arrivo sempre tardi, però non posso dire il restante del paradosso. Si arriva sempre tardi perché è l'esatto contrario a quello che accade a me, ma paradossalmente perché si va troppo di fretta. Vedete il paradosso? Perché si va troppo di fretta. Poi traete voi le conclusioni.
Il pazzo, questo si trova proprio nell'ortodossia, in maniera, mi sembra, in un capitolo. Il pazzo non è quello che ha perso la ragione, il pazzo non è quello che è uscito di segno, si dice, no? Il pazzo è uscito di segno, ma è colui che ha perso tutto tranne la ragione. Quindi il pazzo è solo quello che è rimasto con la ragione pura, il razionalista, questo vuole dire. Ce ne sono molti altri paradossi, sono sempre vivaci e soprattutto il paradosso in Chesterton, come aveva detto su un altro suo grande amico Ilan Belloc, è fatto apposta per destare, per risvegliare, per illuminare. Il paradosso chestertoniano non sono come i paradossi ad esempio di Oscar Wilde, dove c'è un'abilità incredibile di scrittura, ma la morale non c'è una morale, anzi viene fatto solo per sorprendere nell'ambiguità. Qui invece c'è una moralità, una finalità in questi paradossi. Non c'è nulla che porti al fallimento, altro paradosso, come il successo. Anche questo desta, ti fa pensare. Cioè uno che cerca il successo, in genere porta al fallimento, invece sì. Dipende che il successo solo un plano è un fallimento. Oppure ancora, anche questa ve la dico come ultimo esempio, sempre in ortodossia, non è proprio un paradosso in questo stile, ma comunque ci fa riflettere, non sono solamente i vizi che dilagando portano scompiglio nel mondo, ma anche le virtù. Incredibile, non dici ma come le virtù? Anche le virtù, non sono solamente i vizi, posso essere d'accordo, ma anche le virtù. Perché? Perché quando le virtù sono disgregate fra loro, portano alla conversione. Fa un esempio, la carità senza la verità. Se c'è la carità senza la verità, oppure la verità senza la carità, sono virtù impazzite, sono virtù che impazziscono e quindi anche queste compiono dei danni terribili. Quindi bisogna tenere in intero, ad esempio, fa proprio questo esempio della caritas in verità, pensate. Quindi ha richiamato un po' l'enciclica di Benedetto XVI, no? Caritas in verità, che lo diceva già nel 1908. Purtroppo, ecco, perché dico queste cose? Perché spesso sento dire citazioni erronee, io posso capire il senso della citazione che può essere non capita, ma che si sbagli la citazione, questo no, non posso citare. Che lui diceva il mondo è pieno di antiche virtù cristiane impazzite, e invece ho sentito dire antiche idee cristiane impazzite, antiche verità, invece non è la stessa cosa. Lui parlava di virtù in questo senso, perché all'inizio c'era proprio i vizi, no? Non sono solamente i vizi che dilagano. Andiamo avanti. Ecco, qui ho fatto una breve carrellata di alcuni suoi eretici. Ecco, anche qua ho messo questa frase ulteriormente utilizzata senza capirla. Poi la leggerò completa e la spiegherò, che è alla fine di questo saggio, Eretici del 1905, che Chesterton dedicò al padre, abbiamo detto ortodossia alla madre, 1908. Poi c'è un altro saggio importante, Ciò che non va nel mondo, del 1910, e l'altro, Il ritorno di Don Chisciotte, che è un romanzo del 1927. Allora, andiamo con ordine, leggiamo, queste sono proprio due righe proprio semplici, di quella frase che si sente spesso dire senza capirne il contesto. Adesso pensate che intanto è una frase del 1905 ed è alla fine, vedete, ultima pagina, Eretici, dove lui fa delle osservazioni conclusive sull'importanza dell'ortodossia. Quindi sta parlando dell'ortodossia, della dottrina cattolica, l'importanza dell'ortodossia, tanto che poi il saggio successivo sarà proprio ortodossia, quindi c'è un filo rosso che unisce questo libro con l'ortodossia. Fuochi verranno attizzati per testimoniare che 2 più 2 fa 4. Spade saranno sguainate per dimostrare che le foglie sono verdi innestate. Noi ci ritroveremo a difendere non solo le incredibili virtù e l'incredibile sensatezza della vita umana, ma qualcosa di ancora più incredibile, questo immenso impossibile universo che ci fissa in volto. Combatteremo per i prodigi visibili come se fossero invisibili. Guarderemo l'erba
e i cieli impossibili con uno strano coraggio. Noi saremo, e qui c'è un rimando evangelico, tra quanti hanno visto eppure hanno creduto. Ecco, so che questo è spesso citato da chi fa delle battaglie importantissime sulla vita, contro l'ideologia gender, eccetera. Andiamo avanti. Ecco, il ritorno di Don Chisciotte. Ho appena scritto un articolo su questo romanzo fatto a puntate, quindi chi lo prende in mano è un romanzo corposo, io non l'ho portato. Per lui scriveva anche a puntate, un po' come La Sfera della Croce, scritto a puntate anche quello, che scriveva su riviste, faceva puntate, quindi non è come L'uomo che fu giovedì, oppure che sono più unitari, perché poi sono scritti in minor tempo, sono più raccolti. Immaginate voi scrivere a distanza di tempo dove c'è qualche disfunzione di collegamenti. Però è importante questo perché il ritorno di Don Chisciotte, prima mi sembra, chi mi ha preceduto, ecco, il dottore citava Lepanto, se non sbaglio, no? Lei ha citato Lepanto. Allora Chesterton ha scritto un poemetto che si chiamava proprio Lepanto, perché amava molto Cervantes, e voi sapete che Miguel de Cervantes, l'autore di Don Chisciotte, ha combattuto a Lepanto, addirittura si è ferito il braccio. E lo richiama qui, vedete ancora Cervantes, il ritorno di Don Chisciotte, però non è chiaramente, è ambientato nella sua epoca questo, non nel 1500 come il Don Chisciotte classico del Cervantes, ma è importante per capire l'amore che lui aveva e per il Cervantes, ma anche per la civiltà cristiana, perché qui riprende tutti i colori del Medioevo. Vi dicevo prima l'importanza, ma lo si può capire non solo come filosofo, come pensatore, ma come amante di arte. C'è la ricerca di questo rosso miniaco antico medievale che non esiste più, non si trova più, lo si troverà solo da un vecchio artigiano che vivrà isolato perché questo colore non sa più da vedere, sono comparsi altri colori, però questo colore è importantissimo perché dovendo scrivere questo dramma che è medievale, che si chiama Blonde il Trovatore, adesso non sto qui a dirvi, comunque riguarda le crociate, Riccardo Cuor di Leone, eccetera, ecco, dovevano ricostruire i fondali e cercavano di ricostruire, erano anche dei ricercatori, chi ha scritto questo, anche che amavano la pittura, questo colore. In sostanza è tutta la ricerca di questo colore antico che non si trova più. È interessante questo perché noi non percepiamo questa importanza qui. Allora, perché vi dico questo? Perché poi in Chesterton scoprirete questo accento continuo sulla visione. L'avete visto all'inizio, i miei occhi non hanno visto la bellezza della creazione. Allora sono i miei occhi che devono cambiare. I miei occhi non percepiscono più la bellezza del colore. Voi capite che quindi la ricerca che lui faceva anche su sé come filosofo, come pittore, era anche su questi occhi, lo vedremo poi alla fine. Io non so il tempo, adesso posso andare avanti ancora, allora andiamo, e mi passa il tempo. Queste sono le tre caratteristiche per comprendere la statura di Chesterton. Vedete, io le chiamo le cosiddette tre perché sono tre parole che hanno l'iniziale umanità, umiltà, umorismo. Anzi, io direi che perché le ho messe così, c'è un senso che l'umorismo, il vero umorismo, soprattutto l'umorismo cristiano, quello che hanno fatto Guareschi, quello che ha fatto Chesterton, si fonda su quelle altre due, che è l'umanità, la profonda umanità dei loro personaggi. Pensiamo a Padre Brown, a quella umanità nei confronti di Flambeau, per dirne una. Ecco, e pensiamo all'umiltà, e qui vedete, ho messo un altro libro in questo senso qui, il Dio che si fa carne, quindi il bambino, quindi collegandolo al mistero cristiano, lo spirito del Natale. Questa è una pubblicazione che ho fatto l'introduzione io, una raccolta di scritti di Chesterton sul Natale, bellissimi, tra l'altro straordinari, variano da epoca ad epoca, e soprattutto l'ho messo in mezzo come unità l'umanità nel Napoleone di Notting Hill 1904 sul primo romanzo e l'Osteria Volante 1913 mi sembra, un altro romanzo di Chesterton. Allora, perché sono importanti questi?
perché in questi romanzi qui, ad esempio Napoleone di Notting Hill, io ho fatto una riduzione teatrale che si chiama Il pazzo e il re, perché non si tratta che di due personaggi. Il pazzo sarebbe il sindaco, quello che diventerà sindaco di Notting Hill, quindi un sobborgo di Londra, Adam Wayne, e il re Oberon Queen. C'è un rimando a Shakespeare in questo caso. Ecco, l'importante è perché saranno questi che risveglieranno, quindi c'è bisogno di una certa pazzia, ma anche di una forte dose di umorismo. Questo è il senso, per cercare di cambiare le cose. E Chesterton davvero ci ha dato questa incredibile capacità di coniugare penetrazione filosofica ed anche umorismo, che ci si diverte leggendo. Veramente sono divertentissimi. Io dico sempre alle famiglie: potete lasciarli tranquillamente, come i libri di Guareschi, che non c'è una volgarità, sono tutti ricchi di moralità, davvero sono. E poi anche si fanno sorridere. L'Osteria volante l'ho scelta perché è un quadro che prefigura l'invasione islamica, pensate, l'ho scritto un secolo fa, l'invasione islamica dell'Inghilterra. Allora, per Chesterton non è la classe politica, e nemmeno quello che allora lui chiamava i cosiddetti cosmopoliti, cioè gli uomini di mondo, assolutamente no. È la classe minuta, la classe, il popolo, che deve insorgere. Lo fa insorgere sia nel Napoleone di Notting Hill, perché questo piccolo sobborgo, questa piccola patria, chiamiamola così, insorge contro l'usurpazione del latifondismo, del capitalismo. E così sarà anche nell'Osteria volante. Questo marinaio irlandese, Patrick Delroy, insieme a questo oste della vecchia locanda, la vecchia nave, che si chiamava il nome, insorgeranno contro l'islamizzazione. E saranno coloro che porteranno in giro per l'Inghilterra l'osteria volante, perché poi l'alcol non sarà più permesso, proprio in ossequio a questa nuova moda. Vedremo se sarà una nuova moda di fondere vegetarianismo, fondere islamismo e così via. Pensate un secolo fa, interessantissimo. Andiamo avanti. Ecco la morale delle favole. Vi dicevo che le favole sono importanti, e qui non apro un altro capitolo che sarebbe interessante sull'importanza delle favole che lui ha sentito, come Tolkien tra l'altro, ma anche come lo stesso Walewski. Guardate che Tolkien era molto debitore a Chesterton, come anche Lewis, per fare una parentesi, poi la chiudiamo, altrimenti. Nel saggio sulle fiabe di Tolkien è citato spesso Chesterton, quindi vuol dire che l'aveva letto e che era importante per lo sviluppo anche della mitologia, e poi lui ha avuto nello Hobbit e nel Signore degli Anelli. Tolkien, per dire un quadro, ecco, di ispirazione che ha dato così Chesterton. La morale delle favole è un capitolo importante di ortodossia. Dico importante perché dice che le favole vanno lette per noi, vanno lette per i bambini, sono importantissime, danno una morale. Vedete qui la bella e la bestia, e lui in questa notava un'allusione eucaristica. Vedete che c'è il pane del vino, no? Con l'ultima cena. Io ho messo queste immagini qui perché qui la morale della bella e la bestia, secondo Chesterton, perché la bella si innamora della bestia quando è ancora bestia, è brutta, come Gesù sulla croce, perché vedeva qualcosa oltre questa bestia qui. E quindi è proprio l'allusione eucaristica dal Cristo sofferente della croce al Cristo redentore. Questo era un po' il senso. Ma non solo questo, poi c'è l'accenno ad esempio ad Alice del Paese delle Meraviglie. Come fa Alice a entrare nel Paese delle Meraviglie? È evidente, si fa piccola, proprio fisicamente, no? Si fa piccola e accede attraverso il buco della serratura. Per entrare quindi bisogna farsi piccola. E questo è il segreto per comprendere la meraviglia. Oppure ancora Cenerentola, l'esaltazione degli umili, quindi un sapore, significato evangelico molto profondo, e così via. Andiamo avanti. Ecco il paradosso dei santi. Prima avevo detto il paradosso, no? E qui vedete 3 santi: San Francesco d'Assisi, San Tommaso Moro, patrono dei politici, San Tommaso d'Aquino. Li ho messi insieme perché di questi 3
ha parlato, ha scritto appunto i 2 libri e ha scritto un breve saggio anche su San Tommaso Moro. Che cos'è il paradosso dei santi? Io non faccio altro che leggervi brevemente quello che diceva Chesterton nel San Tommaso d'Aquino per spiegare questo concetto. Ora abbiamo visto che cos'è il paradosso, adesso qui dobbiamo capirlo in relazione alla santità. Allora dice, pensate qui che bello, il santo è una medicina in quanto è un antidoto, ed è così perché spesso il santo è anche un martire, ad esempio San Tommaso. Viene scambiato per veleno proprio perché è un antidoto. Lui gioca con le parole, ma noi dobbiamo cogliere ovviamente nel gioco la profondità. Di solito lo vediamo il santo rigenerare il mondo con l'esaltare tutto ciò che il mondo ignora. Ecco il paradosso, no? Ciò che il mondo ignora, posto sull'altare, viene esaltato dal mondo, il santo non dice. Quindi diventa un paradosso. Eppure ogni generazione cerca il proprio santo per istinto, e questi non è quello che la gente vuole, ma piuttosto quello di cui la gente ha bisogno, anche se non lo so. E fa il riferimento anche qui al Vangelo, sentite come lo sviluppa. Voi siete il sale della terra, ma il sale insaporisce e conserva il manzo, la carne, non perché è come il manzo, la carne, ma perché è molto diverso. Cristo non disse agli apostoli che erano semplicemente quelli che eccellevano, né che erano i soli a eccellere, ma che erano l'eccezione, cioè quelli continuamente in contraddizione. Se il sale perde il suo sapore, con che cosa si salerà? Se il mondo diventa troppo mondano, la Chiesa lo può rimproverare, ma se la Chiesa diventa troppo mondana, non può essere coerentemente rimproverata dal mondo per la sua mondanità. È dunque il paradosso della storia, che ogni generazione sia convertita dal santo che più la contraddice. Qui c'è una bella meditazione anche spirituale da farsi su queste parole. Andiamo avanti, siamo quasi alla fine. La sfera e la croce, ecco, anche qui importante. Ecco, questo romanzo del 1910, che lui ha scritto a puntate, come vi dicevo prima dell'altro, no? E vedete che c'è la sfera e la croce, però vedete anche che la croce è piantata sulla terra, è questo il senso. Allora questo romanzo è incredibilmente bello, forse il romanzo più teologico secondo me di Chesterton, perché inizia con un prologo in cielo tra il professor Lucifero, l'allusione mi sembra inequivocabile, e il monaco Michele, un monaco qui. C'è uno scontro su questa navicella che sta in cielo, c'è uno scontro teologico. Alla fine di questo scontro il professor Lucifero viene messo così nel sacco dal monaco e si rifiuta di accettare la sconfitta, getta il monaco fuori dall'astronave. Allora il monaco, anche qui sono sempre simboli, metafore da cogliere, si salva aggrappandosi alla croce di San Paul, eccola là, la croce della cattedrale di San Paul. Vedete c'è una navicella e la croce sopra. Questo è il prologo. Cosa avviene sulla terra? Poi il monaco viene allontanato, scompare e compare alla fine del romanzo, però è importante. C'è uno scontro sulla terra fra l'ateo e il cattolico, e le figure adesso, vabbè, possiamo anche dire i nomi, c'entra poco, insomma, dopo chi vuole da leggersi. E noi capiamo che non è in questo scontro tra ateismo e profonda fede che sta lo sviluppo del cristianesimo, ma lo vedremo alla fine. Qui ve lo anticipo, però non voglio dirvi di più, altrimenti perdete il gusto della lettura. Ma cercando di fermare questo ateo e questo cattolico che si vogliono sfidare all'ultimo sangue, a due impazziscono tutti. Vedi che il mondo si impazzisce, ed è incredibile questo qui, la lungimiranza che sembra il nostro mondo che sta impazzendo davvero, cercando di fermare un ateo e un cattolico che si sfidano a duello.
allora cercando di fermarli, allora vedi la figura del pacifista che si mette in mezzo, falso ovviamente, di tutti quei personaggi che si mettono in mezzo, queste due persone che comunque difendono un'identità, che hanno ancora un'identità, e la fine è quella gloriosa. Allora si vedrà che queste due spade che si incroceranno tra l'altro e il cattolico cadranno e formeranno una croce e uscirà benissimo. Però non vi dico più perché perdete il gusto, andatevelo a leggere. Basta. Allora vado avanti, no, finisco l'ultimo, penso che sia l'ultimo. La redenzione, ecco, vedete lo sguardo scelto per questa, sembra quasi che si guardino, no? L'ho scelta perché poi lui si è aggrappato alla croce ed ecco qua, la ballata del cavallo bianco, dove dice a sua moglie Francis Blog, Chesterton, tu hai messo la croce nelle mie mani, no? E dico proprio due parole su queste che chiudiamo. Ora questa è una ballata che lui scrisse nel 1911 facendosi accompagnare da un autista, perché allora le macchine erano poche, non aveva la patente, si faceva accompagnare su questa collina dove vedete stilizzata questa figura di un cavallo bianco. In realtà questa figura è lunga più di 130 metri, larga una trentina di metri e ha dei solchi che variano da 1 a 3 metri di profondità e la si può leggere solamente se vista dall'alto, e se vista dal basso, essendo una collina, non riesci a capire il disegno nella preistoria questa, quindi è ancora nell'antichità, esiste ancora nel sud-est del Mediterraneo. E si faceva accompagnare là, ma perché si faceva accompagnare la Chester? Questo è importante, perché lui diceva avrei potuto scrivere una storia su questo cavallo bianco, perché lì poi si combatté nell'VIII secolo la battaglia tra Alfredo il Grande, che poi è venerato come santo, Sant'Alfredo il Grande, siamo nel IX secolo, contro i pagani danesi. E proprio nei dintorni di questi colli ci fu questa battaglia vittoriosa dove furono respinti i pagani e si affermò il cattolicesimo in Inghilterra. Si riaffermò dopo questa invasione qui. Ecco, vi dicevo, perché si faceva accompagnare? Ma non una volta sola, perché voleva raccogliere la tradizione orale, perché Chesterton, come avevo detto prima delle favole, le favole si apprendono non dalla televisione, a parte che allora non c'erano, dalla radio, c'era poco, ma si apprende sulle ginocchia della madre, quindi è la madre che trasmetteva la tradizione orale e quindi tutti i valori, come ci ha insegnato anche Tolkien, li ha presi sulle ginocchia della madre. E questo è il punto. E l'amore con le favole, l'amore per le lingue, per esempio, che aveva molto Tolkien. Ecco, tutte queste con l'amore per le leggende. Lui faceva la stessa cosa, andava a raccogliere queste leggende, queste tradizioni orali sul cavallo bianco e le ha condensate in questo poemetto che è di un'intensità. E io vi leggo solo la parte finale e poi io direi che chiudiamo in questo modo, lasciando chiaramente, io sono qui a disposizione per ogni chiarimento, ma veramente di cuore chiedete tutto quello che volete. Vi la leggo perché 1911, allora Alfredo il Grande ammonisce perché questo cavallo bianco, per essere visto ancora da voi e da tutte le generazioni che seguire, deve essere estirpato dalle erbacce, che altrimenti coprono, non si vede più niente. Allora le erbacce devono essere tolte per capire il disegno, questo è il senso. Ed parto da qui per spiegare Alfredo il Grande cosa sta dicendo, dopo aver vinto i pagani danesi. Io continuo a cavalcare contro questa incursione e voi non capite il mio ruolo. Mi capirete tra un giorno o tra un anno, quando una stella d'erba verde crescerà qui. Lo capirete che il caos vi ha colpito. I cieli mutano, gli imperi cadono, ma questa parola resterà vera. Se vogliamo continuare ad avere il cavallo antico, curato in modo che sia come nuovo. E poi a questa visione, qui chiudiamo, guardate, ho detto il colore, il pittore, lo sguardo, la visione, è ripetuta continuamente in questo capolavoro, questo poema epico. E dice questo, Alfredo il Grande: tra molti secoli, tristi e lenti, io ho una visione, lo so,
i pagani ritorneranno. Essi non verranno su navi da guerra, non devasteranno col fuoco, ma i libri saranno il loro unico cibo e con le mani impugneranno l'inchiostro. Non con lo spirito dei cacciatori, ma mettendo a posto ogni cosa con parole morte. Ma se anche calpesteranno il mare santo di Maria e ruberanno le ali di San Michele, se anche racconteranno meraviglie, voi li riconoscerete da questi segni: lo spezzarsi della spada e l'uomo che non è più un cavaliere libero, capace di amare o di odiare il suo Signore. Sì, questo sarà il loro segno, il segno del fuoco che si spegne e l'uomo trasformato in uno sciocco che non sa più chi è il suo Signore. Da questo segno li riconoscerete, dalla rovina e dal buio che portano. Scusate, dimenticavo che c'è anche questa, la visione della profezia. Eccolo qui. Da masse di uomini devoti al nulla, diventati schiavi senza un padrone, da un cieco e remissivo mondo idiota, troppo cieco per essere disprezzato, dalla presenza di peccatori che negano l'esistenza del peccato, da questa rovina silenziosa, dalla vita considerata una pozza di fango, da un cuore spezzato nel seno del mondo, dal desiderio che si spegne nel mondo, dall'onta scesa su Dio e sull'uomo, dalla morte e dalla vita resi un nulla. Riconoscerete gli antichi barbari, saprete che i barbari sono tornati. 1911. Ecco, io direi siamo qui. Abbiamo ancora tempo, io sono qui, io su queste cose anche viceversa, quindi non sono proprio. Dite voi liberamente, so che ci sono qua, ecco, prego. Mi apro per presentare. Sì, sì. Una domanda, parlava prima dei racconti parentali come punto approccio, dato che però non tutte le traduzioni sono uguali, certo lo scrive in inglese molto fa il traduttore. Io ad esempio mi sono trovato malissimo con quelle di San Paolo. Ho smesso di leggerlo per dire, mentre Mozzana un suo consiglio su quali potrebbero essere invece le edizioni. Ah, ho capito. Allora, qui ho portato, questo ad esempio che ha curato la ballata del cavallo Raffaelli, ha fatto pochi libri su Chesterton, ma sono tradotti molto bene dalla nostra, dato che quello è qua vicino, se non sbaglio. È di Imola, giusto? Non è distantissimo. Annalisa Tecci, è qui di Imola, quindi. Per dire, lei ha curato questa traduzione fatta molto bene, come anche ha curato, ce ne sono diverse edizioni, questo che vi ho detto prima, Graeber Sartei l'ha curata la legge. Secondo me, ecco, Lindau, qualche traduzione di Lindau potrebbe anche essere utile, insomma. Poi ci sono vecchie traduzioni, anche la PM aveva iniziato a tradurre, però poi ha smesso, adesso non mi ricordo se abbia tradotto, o anche Morganti, però Morganti non ce l'ha tutti assieme, perché ha fatto il candore di per là un po' diviso, non è sono tutti accorpati, ecco, c'è l'innocenza, sono usciti 3 della Morganti, sì. Innocenza, sono 50 racconti, ecco. Se trovate in cofanetto meglio, altrimenti ecco, la Morganti ha tradotto con libri separati. Va bene. Scusa se l'avete detto all'inizio, un titolo adatto per i bambini piccoli? Io direi ancora Padre Bravo. Sì, perché poi non sono facilissimi, bisognerebbe altrimenti dalla parte dei genitori leggerglielo e farglielo un po' capire. Perché ad esempio anche Le avventure di un uomo vivo, che è un romanzo più famoso, la prima parte è tutta molto poetica, sembra quasi che lui stia dipingendo un quadro. Infatti è stato il primo libro che personalmente io ho letto, che un amico mi ha detto prova a leggerti questo romanzo e dimmi un po' il tuo parere. E io la prima parte ho detto guarda, mi sembra che uno stia dipingendo un quadro. Quindi voi capite, sono tutte descrizioni, personaggi, del vento,
dei paesaggi, mentre la seconda parte è più dialogata, un pochino più, però non è proprio così semplicissimo, ecco, secondo me ci vuole sempre per i bambini un qualcosa, un supporto del mondo adulto, perché lui è ricchissimo, quindi anche queste due anime che tiene assieme, quindi di grande filosofia, teologia, anche i paradossi, voi avete capito che bisogna spiegarli, insomma, non è che si possono leggere, magari qualcuno può anche far sorridere, ma poi vanno tutti spiegati, cioè non è un autore, diciamo così, adesso non voglio dire semplice perché sarebbe sbagliato, è un autore che lui vuole alimentare e la tua immaginazione, quindi per i bambini può andare bene, ma anche la tua ragione di, non lo so, il livello, ecco, bisognerebbe cercare. Lui ha queste, non ha solo l'immaginazione, cioè l'immaginazione e ragione insieme.